Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, ultima edizione di questo 2020 per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Purtroppo dobbiamo aprire con una brutta notizia perché una giovane di 25 anni, residente a Remanzacco, è deceduta all'ospedale di Udine a seguito delle ferite riportate dopo che è stata travolta da un'auto intorno alle 14:30 lungo la strada statale 54, le porte della cittadina friulana. Stava attraversando la strada sulle strisce quando è stata investita da un'auto che proveniva da Cividale, condotta da una giovane di 29 anni. L'impatto con la vettura è stato violento, la conducente ha subito fermato per prestare soccorso e ha chiamato lei direttamente i sanitari attraverso il numero unico d'emergenza 112. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Cividale, i sanitari giunti da Udine e i carabinieri di Feletto Umberto per i rilievi. La ragazza è stata trasportata d'urgenza in ospedale ma è spirata nel tardo pomeriggio. Siamo tornati in zona rossa per gli ultimi 6 giorni di lockdown fino all'Epifania, con una tregua il 4 gennaio. Come è successo per il Natale, anche il Capodanno sarà sorvegliato speciale da parte delle forze dell'ordine impegnate nei controlli non solo sulle strade e autostrade, ma anche sul web per intercettare i tentativi di organizzare feste e veglioni clandestini. L'obiettivo è quello di evitare assembramenti pericolosi, in particolare nella notte, quando il coprifuoco, che solitamente termina alle 5, sarà allungato fino alle 7 del mattino di venerdì 1 gennaio. Le restrizioni saranno quelle già predisposte nella settimana di Natale. Oltre 340 mascherine FFP2 regolari del valore di circa 3.000 euro sono state sequestrate in un negozio a Trieste. Il titolare dell'esercizio commerciale, un cinese, è stato sanzionato per 20.000 euro. I controlli sono stati eseguiti dal NAS di Udine dopo che un cliente aveva segnalato ai militari dell'Arma, del comando provinciale, dubbi sulla conformità del prodotto acquistato. Durante l'ispezione i carabinieri del NAS hanno constatato la non conformità dei dispositivi di protezione individuale privi di certificazioni e indicazioni in lingua italiana. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.147 contagi da Covid-19 su 9.702 tamponi, pari all'11,8%, di cui 1.439 da test rapidi antigenici. I decessi quest'oggi 15. I ricoveri in terapia intensiva ammontano a 62 contro 59 di ieri, mentre quelli in altri reparti in crescita anche lì, 645 rispetto ai 641 della giornata di ieri. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono 51.800, i decessi 1.642, i totalmente guariti aumentano a 35.672, quelli clinicamente salgono a 915, mentre le persone in isolamento sono 11.091. Professore, allora può andare. Grazie. È un po' arzigogolato, sì. Oggi anch'io ho fatto il vaccino, ha un valore per me personalmente ovviamente straordinariamente importante perché è la strada per creare un'immunità protettiva rispetto a SARS-CoV-2. Spero però anche che l'esempio della mia vaccinazione possa servire da ulteriore incentivazione per tutti gli italiani. I vaccini sono sicuri, i vaccini sono efficaci, vacciniamoci tutti se vogliamo uscire da questa situazione, soprattutto se vogliamo difendere le persone più fragili e indifese. Previsioni del tempo per Capodanno: al mattino cielo da variabile a nuvoloso, dal pomeriggio cielo coperto con piogge da deboli a moderate, nevicate oltre i 500 metri circa sulle Alpi e 800 metri sulle prealpi, con oscillazioni. Le precipitazioni si avranno in prevalenza dalla serata. Le temperature, le minime sulla costa, sulla pianura varieranno tra 1 e 4 gradi, le massime tra 6 e 9. Sulla costa le minime tra i 5 e 8 gradi, le massime tra i 9 e 11 gradi.
lo zero termico poco sotto i 1000 metri d'altezza. Con questo è tutto, vi auguriamo una buona fine e un buon inizio del 2021. Come sempre restate sintonizzati con noi per tutti gli aggiornamenti in Friuli Venezia Giulia. Buon anno!